Siamo in compagnia del regista di questa nuova edizione della Dama Castellana, regista ormai confermato da tempo. Qual è lo spirito di questa edizione e le novità che ci attendono? Quest'anno ritorniamo a raccontare quelle che sono le origini storiche di Dama Castellana, che da quasi 40 anni ritorna a calcare la cornice splendida di Piazza Cima. Ritorniamo al 1233, 15 giugno 1233, la città di Conegliano riesce a imporsi contro i nemici di sempre, le truppe di Treviso che cercavano di conquistare la città. Una battaglia storica ed epoca storica ed importante, che è rimasta scritta appunto negli annali storici della città, da cui poi l'evento quasi 40 anni fa è nato. Ricordiamo quella battaglia, ricordiamo quelle atmosfere, ricordiamo soprattutto quella vittoria. La facciamo con una storia che mette insieme linguaggi diversi che vanno dal teatro d'immagine alla danza, alla rievocazione storica, alle nuove tecnologie, per creare un'ora di spettacolo davvero intenso ed emozionante che riporteranno il pubblico a vivere le atmosfere storiche assolutamente affascinanti di quel tempo e a rivivere insieme a noi quella che è stata una delle tappe più importanti per l'autodeterminazione della città di Conegliano. Artisti che arrivano da tutta Europa, compagnie di stuntman che arrivano dalla Repubblica Ceca e che hanno preso parte a colossal internazionali, artisti di fuoco, trampolieri, danzatrici, ballerini, insomma un cast davvero importante che si affianca a quasi un centinaio di comparse locali che in queste settimane e in questi giorni stanno provando quello che sarà lo spettacolo inedito che il 1° giugno riporterà Piazza Cima a rivivere appunto questa pagina indelebile di storia locale.